Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. L'apertura di questa edizione è dedicata alla strage della centrale idroelettrica di Suviana, perché a Ponte San Nicolò la comunità è sotto shock, colpita dalla morte di Adriano Scandellari, e si pensa adesso all'organizzazione dell'ultimo saluto. Noi ci colleghiamo immediatamente in diretta con Chiara Gaiani, che si trova in paese davanti alla chiesa assieme a Francesco Rattaglia. A te la linea, Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori. Stanno proprio rintoccando le campane di mezzogiorno nella chiesa di Ponte San Nicolò, un paese, una comunità unita nel grande dolore, stretta ai familiari di Adriano Scandellari, alla moglie Sabrina, alle due figlie che appunto sono nella loro casa e piangono un uomo, un padre eccezionale, ai fratelli, il fratello e la sorella, e al papà di Adriano Scandellari, papà, pensate, ultra novantenne. Il fratello parroco in una chiesa di Padova in questo momento non sta prestando servizio, Don Leonardo, ma è proprio vicino alla sua famiglia in queste ore di grandissimo dolore. Una persona molto amata, molto stimata, Adriano Scandellari, proprio nella chiesa alle mie spalle, la chiesa di Ponte San Nicolò, nella comunità dove lui era vicepresidente del Consiglio pastorale. Con ogni probabilità si terrà l'ultimo saluto. Non sono ancora note non è ancora nota la data dei funerali. I corpi delle 7 vittime dell'esplosione della centrale idroelettrica nel lago di Suviana sono a disposizione dell'autorità giudiziaria in questo momento. Su di loro non sarà fatta l'autopsia. La giornata di lunedì potrebbe essere quella decisiva per sapere quando si potrà tenere l'ultimo saluto, un momento a cui parteciperanno davvero in tante le persone che volevano bene ad Adriano Scandellari e alla sua famiglia. Una persona che ha seminato davvero molto bene nella sua vita, nei suoi 57 anni di vita. Un uomo che ha sempre detto che non esistono persone di serie A o di serie B, ma che tutti sono uguali, e proprio per questo la celebrazione dei funerali sarà molto sobria, proprio nel rispetto delle sue volontà. Un Veneto gravemente colpito dalla tragedia avvenuta nel Bolognognese. Ricordiamo che ci sono ancora delle speranze, davvero tutti si stanno stringendo attorno ai 2 feriti veneti, l'ingegnere Stefano Bellabona di Noventa Padovana, che è ricoverato nel centro grandi ustioni di Parma con ustioni sul 50% del corpo. La notte è stata trascorsa in modo stazionario, di questo ci ha dato conto il sindaco di Noventa Padovana, che sta facendo da tramite con la famiglia. Condizioni stazionarie anche quelle di Sandro Busetto, veneziano, che è ricoverato al centro grandi ustioni di Pisa. Dicevamo poc'anzi, davvero una persona molto amata, l'ingegnere di Enel Green Power. E allora, con il collega Francesco Rattaglia, che ringrazio per la collaborazione tecnica, vi lascio alle testimonianze raccolte da Valentina Visentin, tra cui quella del parroco di Ponte San Nicolò, Don Daniele Cognolato. Tante persone si stanno manifestando, anche proprio da una parte l'affetto, ma anche tanto la stima nei confronti di Adriano, condivisa estremamente anche proprio per la bontà della sua persona e la generosità. Una persona generosa e umile che interpretava l'aiuto al prossimo come una vocazione naturale. È così che Adriano Scandellari viene ricordato in paese, a Ponte San Nicolò, impegnato in parrocchia, un punto di riferimento del Consiglio pastorale, e per il parroco Don Daniele. Per me era, credo, la prima persona con cui mi confrontassi quasi in ogni cosa. Se qualcosa doveva essere preso in mano, il primo confronto era con lui. Se qualche situazione era delicata, qualche preoccupazione, il primo confronto era con lui. Un padre di famiglia, buono e un grande lavoratore. In paese il ricordo di tanti che con gli occhi lucidi non vogliono essere ripresi dalle telecamere per rispettare la riservatezza della famiglia. Un papà meraviglioso, sempre attento alla sua famiglia, alle sue figlie, oltre che a un marito dedito al suo lavoro e a sua moglie e alla sua famiglia. È sempre stata una persona molto discreta e tutto quello che ha fatto l'ha sempre fatto per amore del prossimo, mai per mettersi in mostra. Per quanto parlate bene di questa persona e della moglie, dei figli, del suocero, non è abbastanza.
Era molto, ma molto di più. Basta, non ho altro, ho detto tutto. Tante le preghiere per Adriano, per sua moglie e le figlie in questi giorni, prima di speranza mista preoccupazione e poi di dolore infinito. Un dolore per questa comunità. Grande, veramente, perché era una persona molto attiva, sempre qua in parrocchia, con il Grest, i ragazzi, molto molto attiva. Purtroppo accade il brutto per chi rimane, per le sue figlie che si trovano senza un padre e una moglie che dovrà dare un futuro a queste ragazze da sola, senza un marito. È triste e doloroso. Un'altra notizia molto triste e dolorosa, drammatica, è quella che ci arriva dall'Australia, da Sydney. Vedete l'apertura dell'edizione online della Repubblica. Sydney, 7 morti in un attacco a un centro commerciale, incluso l'aggressore. Ferito anche un bambino di 9 mesi. Poi nella parte destra dello schermo si vedono anche delle foto dell'omicida con il coltello in mano. Ebbene, in quell'inferno che si è verificato in questo centro commerciale di Sydney, c'era anche un nostro corregionale, un fisioterapista trevigiano, Paolo Beraldo, che lavora nella città australiana. L'abbiamo ascoltato telefonicamente. Ho visto inizialmente non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Io stavo camminando giù dalle scale mobili quando ho visto che stavano chiudendo alcuni negozi e delle persone stavano correndo. In quel punto ho guardato in su perché ero al piano più sotto e ho visto gli addetti alla sicurezza che erano un po' in ansia, che continuavano a fare chiamate. Però, ripeto, non mi rendevo conto di quello che succedeva e sono andato giù in un negozio per fare la spesa ed è in quel momento che hanno chiuso le serrande ed hanno iniziato a suonare le sirene. Quindi siamo rimasti in lockdown. E quindi siete stati trattenuti all'interno dei negozi sostanzialmente? Sì, praticamente hanno chiuso le serrande dei negozi, hanno iniziato a suonare le sirene d'allarme e per i primi 20 minuti nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. Poi circolava voce appunto che una persona stava accoltellando delle persone, però non si sapeva se fosse una persona o più persone in realtà che stavano compiendo l'atto, e ci hanno detto appunto anche di allontanarci dalle serrande perché non era ben chiaro quello che stava succedendo. In quel momento qual è stato il pensiero che le è balenato in testa? Ma inizialmente ero tranquillo perché essendo in lockdown ed essendo già passati 10-15 minuti ero sicuro che comunque la polizia o le teste di buoi erano già arrivate, perché comunque la stazione della polizia è a 5 minuti dal centro commerciale. Diciamo che un po' la tensione è cresciuta quando dovevamo evacuare, perché anche gli addetti alla sicurezza non sapevano bene la procedura, non sapevamo dove dovevamo evacuare, se dovevamo uscire direttamente all'esterno oppure andare in una zona di ritrovo per le persone, insomma in una zona di emergenza. Quindi quello è stato proprio il momento di tensione dove non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, perché poteva anche essere forse un'allarme bomba, non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, nessuno ci ha detto cosa stava succedendo. E senta Beraldo, quindi ci sono stati questi attimi di tensione, lei ha sentito degli spari, ha sentito qualcosa? No, io non ho sentito niente, ho solo sentito delle urla, però non abbiamo sentito sì né spari né niente. In realtà da quello appunto che ho capito poi l'attentato è avvenuto in un'ala che è approssimativamente 50 metri da dove ero io. Quindi sono 2 ale ed è successo nell'altra ala. Però appunto le urla erano più di persone che stavano correndo perché non tutti sono riusciti a entrare nei negozi, alcune persone sono proprio scappate dal centro commerciale correndo. Dramma Bagnoli di Sopra, schiacciato dal trattore che si è ribaltato in un canale, è morto un agricoltore di 66 anni.
Stava lavorando il suo terreno a Bagnoli di Sopra Augusto Formentin, 66 anni, quando per cause da accertare, forse una manovra errata, il trattore sul quale stava operando si è ribaltato nel canale di Scolo lungo la carreggiata della strada provinciale 5. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non avendolo visto rientrare per pranzo, si sono preoccupati e hanno iniziato a cercarlo trovandolo privo di vita. Impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco, arrivati da est e Piove di Sacco, che grazie all'autogru hanno spostato il mezzo e recuperato il corpo senza vita di Augusto Formentin. Il 66enne era un produttore di cereali e un viticoltore molto apprezzato e conosciuto, premiato lo scorso anno per la sua produzione del tradizionale vino friularo. La polizia di Vicenza ha arrestato 2 uomini, un senegalese di 45 anni e un nigeriano di 32, ritenuti responsabili in concorso tra loro di 4 rapine avvenute in centro città in 2 distinte occasioni. Il più giovane, armato di un coltello per 2 volte con una lama più lunga di 40 centimetri, peraltro avrebbe minacciato 2 cittadini che stavano prelevando del contante ad uno sportello bancario e con l'aiuto del complice si era fatto consegnare rispettivamente 500 e 600 euro. In entrambi gli episodi, al termine di una colluttazione con le vittime, i 2 malviventi erano riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia. Nei giorni successivi, sempre la stessa coppia aveva messo a segno altre 2 rapine, di cui una ai danni di una donna. Tutti e 4 gli episodi, anche attraverso le immagini della videosorveglianza, sono stati ricostruiti dagli investigatori della questura, che ieri li hanno rintracciati in un immobile abbandonato della città e dopo l'arresto li hanno trasferiti nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Enego la ciclopista che costeggia la Brenta, chiusa per frana da gennaio, è utilizzata ogni giorno da pedoni e ciclisti. Qualcuno ha spostato le transenne e sui segnali sono state vergate scritte contro il comune. Vediamo il servizio. La ciclopista che costeggia la Brenta è chiusa dal 24 gennaio, quando enormi massi sono crollati sul tracciato a poca distanza dal Cornale, nel territorio comunale di Enego. Peccato che transenne e nastri non servano a tenere lontana la gente dal luogo del pericolo. Guardate queste immagini che ci arrivano proprio dalla pista ciclabile. Pedoni e ciclisti continuano a passare senza alcun problema, incuranti dei rischi ai quali si espongono. Qualcuno ha spostato le transenne, qualcun altro ha pensato bene di rompere il nastro che vietava l'accesso. Ma i massi sono ancora in mezzo alla strada e non è detto che altro materiale possa cadere da un momento all'altro. Eppure la ciclopista continua a essere utilizzata e non è tutto. C'è pure chi se la prende con il comune di Enego imbrattando i segnali con scritte offensive. La situazione è stata segnalata all'amministrazione, che ora valuterà come muoversi per mettere in sicurezza l'area. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, le strade della valle e dell'altopiano dei 7 comuni sono tornate a popolarsi di ciclisti e amanti delle passeggiate e il rischio è che si instauri la prassi di passare pure dove è proibito. Inutile sottolineare che il divieto è ancora in vigore e fino a quando la ciclopista non sarà del tutto sicura rimarranno transenne, segnali e nastri bicolore. E a questo punto forse anche le forze dell'ordine. È stato rinviato a giudizio un prete di 89 anni accusato di aver molestato un sedicenne. Il fatto sarebbe accaduto a Trebaseleghe. Era stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del comune di Trebaseleghe. Adesso l'anziano sacerdote, 89 anni, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale, dopo che il tribunale ha deciso il suo rinvio a giudizio. I fatti risalgono al gennaio 2023, quando a Trebaseleghe il prete si fermò a osservare 2 sedicenni con lo skate. Dopo aver rivolto a uno dei 2 degli apprezzamenti, il prete lo avrebbe anche molestato. A sporgere denuncia sono stati i genitori del ragazzo, informati dal figlio di quanto accaduto. La sua testimonianza è stata ritenuta attendibile e l'indagine è così andata avanti. E allora ci spostiamo a Marghera per raccontarvi di un intero condominio che è tenuto sotto scacco delle minacce e delle ire anche armate di coltello di una coppia di inquilini dello stesso stabile. Io ho paura a venire su e giù per le scale perché sempre minacce di morte e vanno giù con coltelli e fanno strade, la notte fanno casino, si fanno baruffa tra di loro, si tirano dietro cose, parlano di droga, parlano di tutto. Viviamo all'interno di un condominio dove noi condomini abbiamo proprio paura.
Accade in uno dei condomini popolari gestiti da Insula di via Mutilati del Lavoro a Marghera. Inquilini che da 3 anni vivrebbero tra le angherie e i soprusi anche fisici da parte di altri inquilini. Una coppia cioè di condomini violenti e pericolosa, nonché, a detta di tutti con tanto di raccolta firme, sarebbe dedita all'uso e spaccio di droga. Sabato scorso le ultime minacce di morte nel Vanoscale, anche con uno dei coltelli nascosti nello zainetto della coppia violenta, sia all'intervistata, che per questo preferisce non essere visibile, che a uno dei suoi familiari. E minacciandolo che prende le botte sia io e anche a me. Ma perché queste minacce? Ma questi sono pieni di sostanze stupefacenti, come c'è scritto sulle denunce, fanno uso di sostanze stupefacenti, noi non viviamo più. Qui di giorno come di notte un via vai di gente a tutte le ore, cui seguono anche schiamazzi, forti litigi e urla a provenire dalle mura dell'appartamento incriminato, racconta l'esasperata inquilina. E portano di tutto, c'è gente via vai tutta la notte che viene su, affitta garage, affitta cameretta, noi non ce la facciamo più. Hai capito? E tutta la notte non si dorme, fanno baruffa, mia figlia sente tutte le baruffe e poi ripete le parole. Diverse le persone che sarebbero state aggredite, picchiate e minacciate anche di morte, degrado segnalato a più riprese anche a chi di dovere e con denuncia agli inquirenti, ma fino ad oggi, racconta, senza esito. Siamo andati più volte dalla polizia, abbiamo più denunce e nessuno finora non ha fatto nulla. Intervistata che denuncia il degrado nel degrado, anche quelle visibili più che maleodoranti muffe presenti in casa, nonostante finestre e balconi aperti. Cosa chiedete? Io chiedo o via io o via lei, uno di due, perché mia figlia non deve vedere certi comportamenti. Ed ora da Marghera ci spostiamo a Vicenza per un viaggio tra i problemi nei quartieri Maddalena e Villaggio del Sole. La giunta comunale ha incontrato i cittadini, noi siamo andati ad incontrarli sul posto. Prevale una richiesta di maggiore sicurezza, soprattutto stradale. I quartieri Maddalene e Villaggio del Sole sono stati i primi ad inaugurare il secondo ciclo di incontri dell'amministrazione comunale con i cittadini. La giunta nei quartieri si è riunita al patronato San Giuseppe e dopo sindaco ed assessori hanno incontrato residenti e commercianti che hanno portato i problemi ritenuti più importanti agli amministratori competenti. L'intenso traffico di attraversamento di auto e tir aveva condizionato pesantemente la vita in quest'area a nord-est di Vicenza per oltre 40 anni. Dopo la recente realizzazione della bretella dell'Albera, la situazione è nettamente migliorata, ma i problemi di sicurezza e viabilità restano ancora tra i primi in classifica secondo i nostri intervistati. Paradossalmente c'è anche chi rimpiange il passaggio dei mezzi pesanti. Ci vorrebbe un po' di sicurezza in più nei quartieri, un po' di controlli e anche quanto riguarda la viabilità. Ci sono ancora dei tir che passano che non dovrebbero passare. E dopo un controllo sulle velocità in Viale del Sole, cioè degli autoveicoli, e in futuro predisporre una bella pista ciclabile che dal Villaggio del Sole, dall'Albera, va in zona industriale. Allora serve la sicurezza, le monopattine, le biciclette, almeno noi paghiamo le tasse per l'auto, le strade sono fatte una cosa che non si può camminare a piedi, non con la macchina. Beh, la situazione è molto migliorata di sicuro, assolutamente bisogna ammetterlo. Qualche cliente ci racconta che di notte passa ancora qualche tir, qualche traffico pesante, bisognerebbe capire se possono, se non possono. Comunque la situazione è migliorata molto. Avendo molti amici camionisti fanno fatica a trovare un posto, come erano abituati con noi, dove andare a mangiare. In questo momento stiamo apparando la situazione con un parcheggio a un paio di chilometri da qua, dove si possono mettere tranquillamente e li andiamo a prendere un servizio navetta gratuito. Senza ombra di dubbio al giorno d'oggi la sicurezza, perché anche solo al tramontare del sole si ha paura anche a fare una piccola passeggiata. E se riuscissero a mettere anche un semaforo anche qua pedonale ci farebbe piacere, perché ci sono un sacco di volte hanno rischiato i nostri clienti e i vicini e tutti i cittadini della zona e anche i bambini che attraversano, è molto molto pericoloso. Comunque hanno snellito del traffico, però snellendo le macchine vanno ancora più veloce e io ho ancora più paura quando attraverso i miei figli e tutte le persone intorno.
Queste dunque le richieste dei residenti in questi quartieri di Vicenza. Tra poco ci collegheremo in diretta con Mestre per sentire altre richieste di altri cittadini riguardo a una questione aperta in città al Parco San Giuliano. Rimaniamo però per un istante a Venezia, perché comunque continua a far discutere il degrado che ci sarebbe in centro storico, a partire da un video shock che è stato girato da un cittadino in piazza Matteotti. Degrado in centro storico. I cittadini segnalano continui episodi di sporcizia e inciviltà. A Vicenza sono tanti i disperati che vivono senza un tetto sulla testa, ma a tutto c'è un limite. L'ultimo episodio questa mattina, documentato da questo video shock, in pieno giorno vicino alle macchine posteggiate nel parcheggio della centralissima piazza Matteotti, con alle spalle lo storico Teatro Olimpico, questo personaggio, infischiandosene delle più elementari regole di vivere civile, senza neanche avere il buon senso di trovarsi perlomeno un angolo più nascosto, più appartato, usa come un gabinetto personale la piazza dei Vicentini. Sì, perché la piazza è di tutti, appartiene alla storia, al patrimonio di Vicenza e va preservata. Questo è uno scrigno di tesori architettonici, visitato dai turisti di tutto il mondo e vissuto ogni giorno dai vicentini. È un salotto, non un gabinetto, e giustamente la questione diventa anche politica. Sono ormai quotidiane le segnalazioni di vicentini rispetto alle scene di degrado che si vedono, a cui si assiste appunto in centro storico a Vicenza. Quanto accaduto questa mattina è inaccettabile. Un senza tetto, uno sbandato che in pieno giorno fa bisogni corporali davanti a tutta la cittadinanza che sta transitando in piazza Matteotti. Palazzo Chiericati, nelle immediate vicinanze, è a ricovero di senza tetto a tutte le ore del giorno, non c'è nessun controllo da parte dell'amministrazione comunale. Chiediamo quindi al sindaco Possamai, delegato anche alla sicurezza urbana, e all'assessore Tosetto del sociale, cosa stiano facendo in questo periodo, perché la città sta degradando e sta peggiorando a vista d'occhio. E allora, come detto, da Vicenza ci spostiamo in diretta a Mestre, dove c'è per noi Ilaria Marchiori, che vedo in compagnia di Andrea Ferrazzi. Dunque, naturalmente si parla di una petizione che è stata promossa riguardo al Parco di San Giuliano. Di cosa si tratta, Ilaria? Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio per questo motivo, per presentare alla cittadinanza i contenuti di questa petizione, poi della raccolta firme, qui al Centro Culturale Candiani è stato organizzato questo momento, in modo che la cittadinanza sappia che cosa sta per succedere al Parco San Giuliano. Si parla ancora una volta di cementificazione, una cementificazione che non deve avvenire, soprattutto perché Mestre, lo sappiamo bene, ha bisogno di verde e non di altro cemento. E proprio come hai anticipato tu, qui c'è anche Andrea Ferrazzi, che ha voluto presenziare perché è importantissimo portare il proprio contributo e anche sentire che cosa ha da dire il comitato e tutti gli altri cittadini. Ma io ho voluto portare la vicinanza e la solidarietà, ho anche sottoscritto l'appello, perché è evidente che il Parco di San Giuliano è un parco urbano tra i più interessanti d'Europa, ed è tra i più interessanti anche perché è stato fino a qualche decennio fa una discarica anche di carattere industriale legata alla produzione di Porto Marghera, che nel corso del tempo le amministrazioni di questa città, in collaborazione con l'Unione Europea, hanno trasformato in una meraviglia. L'hanno trasformato in un parco urbano molto grande, che tra l'altro riconnette la vocazione naturale di Mestre, della terraferma, di essere città anfibia, collegandolo appunto attraverso il parco alla laguna e appunto nella visione di Venezia. Ora è stato un lavoro compiuto nel corso di decenni da svariate amministrazioni che passo passo, dalla pianificazione alla realizzazione dei piani, hanno costruito questa grandissima realtà per tutto il nostro territorio. La città adesso si sta ribellando invece a queste ultime operazioni dell'amministrazione comunale, che di fatto vogliono cementificare, far tornare indietro. L'architetto Di Mambro, che è stato il grande progettista, è appena intervenuto in questo convegno in videoconferenza dicendo che questo sarebbe il colpo mortale al progetto iniziale. Trasformare quel parco, come vorrebbe l'amministrazione di adesso, in parte in un parcheggio per migliaia di automobili, 45.000 metri quadrati, cioè 10 campi di calcio, è di ogni evidenza che sarebbe la contraddizione più totale rispetto a quanto si stava immaginando. Ecco, allora la città appunto richiede invece un passo
a questa amministrazione di tornare indietro, perché tutta la parte di collegamento tra l'area verde e la laguna verrebbe totalmente interclusa, verrebbe totalmente bloccata da una parte che i capannoni che sono stati costruiti, diciamo, lato Venezia da questa amministrazione, e dall'altra lungo il canale di San Giuliano con le nuove attività, tra l'altro di carattere sia artigianali, ma possono essere trasformate con semplice scia anche in attività commerciale. Ecco, no alla certificazione, riprendiamoci il parco, il verde per la salute nostra e dei nostri bambini. Mestre non ha bisogno di questo. Io direi che a Mestre ha bisogno di spazi liberati, di spazi verdi, di spazi di socialità. A Mestre ha bisogno di riprendersi in mano attraverso un grande processo di partecipazione per la qualità della nostra città. Di questo ha bisogno Mestre, la nostra città. Grazie ad Andrea Ferrazzi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, in collegamento in diretta da Mestre con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Sono stati fermati a Padova dalla polizia 5 attivisti, 2 uomini e 3 donne di ultima generazione che stavano per entrare alla mostra da Monet a Matisse in corso a Palazzo Zabarella. Nei loro zaini striscioni, gessetti colorati e attac. Alcuni agenti, è successo ieri alle 15:30, quando alcuni agenti della questura hanno notato il gruppo che, guardandosi attorno in modo circospetto, stava per entrare all'interno dell'esposizione. Gli agenti hanno riconosciuto nel gruppo la ragazza minorenne che aveva interrotto la messa di Natale e quella di Pasqua. Sono stati quindi controllati i loro zaini, dove è stato trovato il materiale che presumibilmente sarebbe stato usato di lì a poco per manifestare. Gli attivisti sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e saranno segnalati all'autorità giudiziaria. E ora parliamo della rapina di Viale Monfenera a Treviso. I carabinieri stanno chiudendo il cerchio delle indagini, così come per la rapina ai danni delle farmacie di Castelfranco e Paese. Telecamere a setaccio in buona parte della Marca. Sono arrivati in provincia di Venezia i carabinieri di Treviso che da mercoledì pomeriggio stanno indagando senza sosta sulla rapina ai danni di Stefano Fanton, il tabaccaio di Viale Monfenera minacciato con il coltello e strattonato da 2 delinquenti travisati da un casco, poi fuggiti a bordo di una moto verso il Put. Si tratterebbe di 2 soggetti già noti alla giustizia e alle forze dell'ordine. Non si esclude possano essere autori di altri reati contro il patrimonio registrati in zona nell'ultimo periodo. Uno in particolare dei 2 si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, quindi sarebbe evaso per commettere la rapina. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Treviso con il supporto dei colleghi veneziani, non stanno lasciando nulla al caso, così come per le altre 2 rapine che nell'arco di pochi giorni hanno interessato 2 farmacie, la prima a Castelfranco sabato scorso, la seconda a Paese mercoledì. Anche qui gli inquirenti starebbero chiudendo il cerchio. Io so che abbiamo una realtà come quella dei carabinieri sia a Castelfranco che in provincia di Treviso che non consente a queste persone di farla franca. Credo che ci sia un'attività in corso e che porterà sicuramente, a mio modo di vedere, l'individuazione dei responsabili. A setaccio le telecamere della Castellana, nella città del Giorgione in particolare. Il percorso investigativo a Castelfranco può essere agevolato dal sistema di videosorveglianza che oggi conta già 100 telecamere. Ed ora andiamo a Carmignano di Brenta, dove una coppia è stata arrestata dopo aver consumato il pranzo in un ristorante senza pagare e aver aggredito prima la titolare e poi i carabinieri. I carabinieri di Cittadelle di Carmignano di Brenta hanno arrestato in flagranza di reato per rapina e resistenza pubblico ufficiale un 37enne marocchino e una 37enne vicentina, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti in una trattoria dove la coppia, dopo aver consumato il pranzo, raggiunta la cassa, si era impossessata di alcune chiavi della locanda, cercando di allontanarsi furtivamente. La titolare, nel tentativo di fermare la fuga, è stata aggredita dalla coppia, che è riuscita comunque a scappare. I 2 sono stati poi rintracciati dai carabinieri vicino alla stazione ferroviaria e una volta scoperti hanno aggredito i militari, che sono comunque riusciti a bloccarli e arrestarli. Per la coppia si sono aperte le porte del carcere. E i carabinieri sono dovuti intervenire anche per sedare un'animatissima lite in un condominio a Massanzago, dove uno dei condomini stava minacciando i vicini con il macete.
Ha minacciato i vicini di casa con un macete ed è stato denunciato dai carabinieri di Cittadella per minaccia aggravata. Si tratta di un 33enne di origini romene. I fatti sono avvenuti in un condominio di Massanzago quando alcuni condomini hanno chiesto l'intervento al 112 a seguito di un'animata lite, dicendo di essere stati minacciati da un vicino armato di macete. L'equipaggio intervenuto ha accertato che la lite, riconducibile a dissidi di vicinato, era conclusa. L'uomo protagonista della minaccia è stato identificato e gli è stato sequestrato il macete lungo 50 centimetri. Per l'uomo è scattata la denuncia per minaccia aggravata. E dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia, un indiano di 40 anni è stato espulso dal questore di Padova. Era uscito da pochi giorni dal carcere dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia, ma subito era tornato a minacciare la moglie e i figli minorenni, il 40enne di origine indiana, espulso dall'Italia con provvedimento del questore di Padova e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Entrato in Italia nel 2011, dal 2018 il 40enne era titolare di un regolare permesso di soggiorno, adesso revocato per ragioni di pericolosità sociale. Una prima condanna per maltrattamenti in famiglia era arrivata nel 2016. Nel 2018 era seguita una seconda condanna per violenza sessuale ai danni della moglie. Nel 2020 il 40enne era stato prima allontanato dai luoghi frequentati dalla famiglia, finendo in carcere a marzo 2022. Scarcerato il 7 aprile scorso, dopo 3 giorni era tornato a casa dalla moglie che subito ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Duro attacco dell'attivista veneziano Beppe Caccia che smentisce la ricostruzione fatta dal ministro dell'Interno sulla vicenda che ha coinvolto la nave Mare Ionio fermata dalla Guardia Costiera libica dopo aver soccorso alcuni naufraghi. È un attacco durissimo al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello che il veneziano Beppe Caccia, coordinatore e attivista di Mediterraneo Saving Humans, rivolge senza peli sulla lingua dopo la ricostruzione fatta dallo stesso titolare del Dicastero sull'operato della nave Mare Ionio che ha salvato vite umane prima di essere fermata. Rispondendo al Senato all'interrogazione dell'onorevole Antonio Nicita, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha mentito al Parlamento. Infatti ha dichiarato il falso, accogliendo completamente la ricostruzione menzognera dell'episodio del 4 aprile scorso preparata dalle cosiddette autorità libiche, affermando che la Mare Ionio sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento sulla scena del soccorso e avrebbe a quel punto interferito, disturbando le operazioni di salvataggio. L'equipaggio della Mare Ionio ha perciò diffuso oggi alcuni video che smentirebbero la ricostruzione della Guardia Costiera libica. È evidente come il nostro governo voglia giustificare il fermo amministrativo, le sanzioni, le inchieste giudiziarie che puntano a criminalizzare l'attività della Mare Ionio di Mediterranea e vogliano continuare a difendere qualcosa che è ormai indifendibile. La collaborazione dal 2017 con le milizie libiche che ha prodotto enormi sofferenze, violenze, morti in mare, torture, catture, deportazioni in questi anni nel Mar Mediterraneo. Noi chiediamo che questa collaborazione del governo, dello Stato italiano e delle istituzioni europee con le stesse milizie libiche finisca. E poco fa, all'inizio di questa edizione di Focus TG, vi avevamo dato notizia dell'arresto di 2 persone a Vicenza che sono accusate di diverse rapine che si sono svolte in città. Ebbene, Carlo Alberto Inghilleri è andato a incontrare il questore di Vicenza, Dario Sallustio, proprio per parlare di questi arresti. Avevano seminato il panico a Vicenza, oggi arriva la risposta delle forze dell'ordine che chiudono le indagini attorno a 2 rapinatori seriali, un nigeriano e un senegalese. Sono 4 i colpi che gli vengono attribuiti in città negli ultimi mesi, in particolare davanti a questo sportello bancomat in Viale Verona sarebbero state messe a segno 2 delle 4 rapine che
avrebbero commesso questi due immigrati che sono stati poi trovati, intercettati in un caseggiato abbandonato sotto alla cavalcavia di Ferretto de Ferretti, che è poco distante da qui. Oggi il questore ha commentato con queste parole che vi proponiamo l'arresto dei due rapinatori seriali. Abbiamo chiuso il cerchio, devo dire, su una serie di fatti criminosi gravi che hanno interessato la città di Vicenza e credo che al di là dei 4 episodi accertati e che sono stati considerati espressamente dall'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, ci siano altri episodi degli ultimi periodi, degli ultimi mesi, sui quali lo stesso Ufficio Prevenzione Generale sta lavorando in maniera molto puntuale per la ricostruzione. È stata una risposta molto importante perché poi credo che restituisca anche quella consapevolezza nel cittadino che anche di fronte alla commissione di reati comunque le forze di polizia ci sono sul territorio e danno delle risposte concrete. È chiaro, bisogna attendere qualche giorno, qualche mese a volte, ma le risposte arrivano. Ci interrompiamo per un istante, ci rivediamo tra pochi secondi. Ora parliamo di sicurezza sul lavoro, un tema tristemente di attualità con una serie di controlli che sono stati svolti dai carabinieri nel Trevigiano. In 2 casi, a Trevignano e Pederobba, il ponteggio era completamente fuori norma, montato senza criteri. A Maser, in un altro cantiere, non c'erano nemmeno le idonee coperture contro il rischio di cadere nel vuoto. Sempre nell'Alto Trevigiano, alcuni operai sono stati trovati su un tetto sprovvisti di dispositivi di protezione individuale addosso. L'assenza o la carenza di caschi, moschettoni, linee vita è ancora una piaga. Le principali infrazioni che abbiamo riscontrato sono state proprio il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di tutte quelle protezioni che appunto occorrono proprio per consentire ai lavoratori di lavorare in sicurezza nei cantieri, quindi spesso in edifici in costruzione, ed evitare ovviamente cadute che possono anche rivelarsi fatali. 16 le ditte sanzionate in tutta la Marca dai carabinieri del nucleo tutela lavoro con multe complessive per oltre 170.000 euro. In un'azienda di Castelfranco, per esempio, oltre al piano di sicurezza non aggiornato è stato anche trovato un lavoratore extracomunitario completamente in nero, copione simile in un'impresa logistica di Casale sul Sile. Abbiamo riscontrato la presenza di lavoratori in nero, quindi lavoratori non regolari. È bene dire che queste attività comportano poi una sospensione nell'attività delle aziende sino al ripristino proprio di quelle condizioni di sicurezza che consentono ai lavoratori di appunto lavorare e operare nel rispetto delle norme. Ed è proprio sul rispetto delle regole e sul corretto funzionamento di un macchinario che verte il procedimento a carico dei titolari dell'azienda di Pieve di Soligo, dove nel novembre scorso è morta Nila Grisciai, la 26enne di Miane caporeparto, rimasta schiacciata da un'imballatrice. Agli atti è stato acquisito un video shock con gli ultimi istanti di vita della giovane. Si deve capire se sia stato un guasto meccanico o un errore umano. Il macchinario intanto è stato dissequestrato. Sicurezza sul lavoro che più in generale resta un fronte caldissimo. In una provincia come la nostra, che a livello economico si pone ai vertici in ambito nazionale, è giusto e corretto ovviamente che questi controlli vengano fatti proprio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e garantire anche una giusta concorrenza fra le aziende. E alla vigilia dell'Assemblea nazionale dei delegati della CISL a Roma per portare al centro del dibattito il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il sindacato ha presentato i dati di infortuni e di segnalazioni di situazioni irregolari in diversi settori. Abbiamo raccolto oltre 130 segnalazioni tra Belluno e Treviso, di cui un centinaio a Belluno e il resto centinaio a Treviso. 107 a Treviso, 23 a Belluno. Sono i numeri delle segnalazioni dei lavoratori raccolti in poco più di 2 anni tramite il portale Un Segnale per la Vita, istituito da CISL, un luogo virtuale dove è possibile segnalare in forma anonima le situazioni irregolari nel settore delle costruzioni. Noi abbiamo fatto smontare intere impalcature e fatte rimontare attraverso l'ausilio
dei nostri CPT, che è l'ente bilaterale dell'edilizia, che ha dei propri tecnici che vanno sui cantieri per dare una prima mano alle imprese ad applicare la sicurezza correttamente, ma che poi eventualmente segnalano agli enti preposti qualora ci fosse un comportamento che continua a essere illegittimo. Dalle irregolarità nella formazione e nell'applicazione dei contratti all'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei e alla presenza di lavoro nero. Che poi noi gestiamo, filtriamo e cerchiamo di far risolvere dove possibile attraverso i nostri enti bilaterali dell'edilizia, ma dove non riusciamo anche allora facciamo le denunce alle forze dell'ordine o agli enti preposti perché possano intervenire. 12.301 le denunce di infortunio nel 2023 nella Marca, 2.604 a Belluno in diversi settori, ma è quello delle costruzioni che a Treviso vede il numero più alto di incidenti sul lavoro. Siamo nei primi posti, anche la metalmeccanica è tra i settori più colpiti dagli incidenti e troviamo anche a Belluno invece la sanità, che è uno dei settori nei primi 3 posti come numero di infortuni. Per questo noi chiediamo ancora ispettori del lavoro, continuiamo a chiedere ispettori dello SPISAL, continuiamo a chiedere forze dell'ordine che vengano incrementate nell'organico, tutti gli strumenti che servono a farle rispettare le regole. Per questo domani saremo in piazza con oltre 100 delegati e delegate della provincia di Treviso e di Belluno della CISL, convinti che quello è solo un passo verso gli obiettivi che ci stiamo dando come movimento sindacale. E rimanendo sul tema del lavoro, vi raccontiamo della difficile situazione dei dipendenti di una storica azienda di Breganze, dove i vertici hanno annunciato l'intenzione di rinunciare a un centinaio di lavoratori. Si è tenuta una manifestazione davanti ai cancelli dell'impresa. In gioco ci sono oltre 100 posti di lavoro e la preoccupazione è maggiore perché i vertici aziendali non hanno ancora avviato trattative con le organizzazioni sindacali. Parliamo della Gico di Breganze, che produce macchine agricole e che, secondo CISL e CGIL, non ha ancora un piano industriale per rilanciare la produzione e superare insieme ai sindacati una crisi che si preannuncia lunga almeno fino al 2025. Siamo dovuti arrivare a questa mobilitazione perché dopo diversi incontri con l'azienda, iniziati al 20 di marzo, l'azienda comincia a lasciare a casa le persone che loro intendono interinali. Per noi sono persone che lavorano qui dentro, persone che lavorano anche da 30 mesi accanto agli altro dipendente, al proprio collega, e non gestisce la crisi, non sa che pesci pigliare, non ha un piano industriale e noi siamo preoccupati del futuro di questa azienda. È un'operazione che va gestita per tempo assieme e condivisa con noi. Ecco, noi al tavolo abbiamo portato delle proposte per fare in modo di diluire nel tempo il problema della crisi, che è innegabile, ma l'azienda ha risposto di no. Oggi in protesta, pronti a tornare in strada di nuovo? Se l'azienda non ci convoca e assieme non troviamo delle soluzioni alternative, sì, torneremo in strada. La speranza dunque è che l'azienda continui con tutti gli attuali lavoratori, senza fare distinzioni tra assunti a tempo determinato o indeterminato, secondo norme, accordi e compromessi che i sindacati sono pronti a definire insieme ai vertici della storica azienda di Breganze. Voltiamo pagina. A Venezia è stato prorogato fino al 16, naturalmente, di aprile il termine per iscriversi e partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà a Venezia domenica 28 aprile. Le parrocchie mobilitate per il ritiro dei pass gratuiti che daranno accesso alle 10.000 presenze nel momento culminante della visita del Santo Padre. Lunedì scorso è stato comunicato ufficialmente alla parrocchia della diocesi il numero di posti che ciascuna comunità avrà riservati per la partecipazione dei fedeli, sempre gratuita, alla Santa Messa che Papa Francesco presiederà a Venezia in piazza San Marco domenica 28 aprile alle ore 11. Inizialmente si pensava che le adesioni dovessero arrivare tassativamente entro domenica 14 aprile, essendo poi i tempi piuttosto stretti, ma oggi, dopo una riunione al centro cardinale Urbani di Zerarino, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia con il vicario episcopale Don Fabrizio Favero e i vicari, proprio promosso in preparazione alla visita, è stato deciso di prorogare i termini per ricevere le adesioni a martedì 16 aprile. L'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini, con il comandante generale della polizia locale Marco Agostini e il direttore di Vela Fabrizio Doria, stanno seguendo tutti gli aspetti della complessa logistica.
domenica. Una pagina storica per Venezia, un momento molto importante sia per la comunità cristiana veneziana, che incontra ovviamente il Papa, ma anche per tutta la comunità civile e laica della città, per l'incontro con appunto il Pontefice e per il messaggio che il Pontefice in questi anni e ancora oggi, insomma, in modo ancora più forte ci invita, ci rivolge. È davvero un momento importante che ci approntiamo a svolgere, vivere al meglio anche dal punto di vista organizzativo, con tanta attenzione, tanta sicurezza, ma tanta anche sobrietà, che è il messaggio che il Papa ci ha rivolto. Domenica 28 i fedeli che parteciperanno alla celebrazione eucaristica, muniti del loro pass con QR code, dovranno essere in piazza San Marco entro le ore 9, ma la visita, come spiega l'assessore Venturini, non bloccherà la città. Non vuole bloccare la città, che vuole essere completamente in qualche modo complementare alla vita cittadina. Sobrietà e semplicità sono le parole d'ordine del Papa e sono anche di questo bellissimo evento, di questo bellissimo incontro. Ci fermiamo ancora per un istante, a tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. Sono 4 le aggressioni avvenute nell'arco di poche ore nel carcere di San Pio X a Vicenza e sono già 11 dall'inizio dell'anno le aggressioni dei detenuti agli agenti di polizia penitenziaria. Per questo i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione. Sulla questione Carlo Alberto Inchileri ha incontrato Leonardo Angiulli, che è segretario dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Carcere San Pio X di Vicenza, 4 aggressioni da parte dei detenuti ai danni di agenti di polizia penitenziaria, tutto nel giro di poche ore. Leonardo Angiulli, segretario nazionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, ci spiega che cosa è successo in queste ultime ore? Sì, un detenuto di difficile adattamento ha da subito, in prima battuta, colpito 2 agenti ferendoli gravemente, con prognosi importanti anche che hanno raggiunto i 20 giorni iniziali. E seguiranno sicuramente altre dinamiche, diciamo, sulla vicenda. Lo stesso detenuto ha aggredito ulteriormente altri 2 agenti con situazioni diverse. Alla fine parrebbe che abbia tentato anche il suicidio, quindi poi si è dovuto ricorrere anche per salvare la vita, come di solito accade che la polizia penitenziaria fa in questi circostanze. È giusto che sia. Ecco, da questo punto di vista però nel carcere San Pio X di Vicenza l'aria è pesante, state lavorando in una situazione difficile dal punto di vista proprio dell'organico, di grande stress. Sì, l'organico è sottodimensionato, seppur i numeri del decreto ministeriale parrebbero giusti, ma non lo è, perché dall'apertura del 2017 del nuovo padiglione, con il cambio degli utenti, quindi ad alta sicurezza, c'è stato un cambio di rotta proprio come forza lavoro, e quindi mangono all'appello, da conti non fatti da noi, dall'amministrazione penitenziaria, di 73 unità. A questo aggiungiamo tutte le difficoltà, gli incidenti che accadono con le aggressioni. Ad oggi sono ben 12 aggressioni che sicuramente perde forza lavoro per ragioni di infortunio sul lavoro. 12 aggressioni ai danni di agenti di polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno in questi primi mesi del 2024. Sono davvero tante, per questo i sindacati hanno decretato lo stato di agitazione della polizia penitenziaria? Sì, è stato dichiarato lo stato di agitazione proprio per le difficoltà oggettive che il personale vive, quindi stress lavoro colorato, turni massacranti e forze lavoro con accorpamenti di servizio che non di certo rientrano nella logica del contratto collettivo nazionale, ma ancora di più far arrivare detenuti da altre parti per il cosiddetto svuotacarceri. Ecco, da questo punto di vista, l'abbiamo già lanciato in passato, lo facciamo anche in questa occasione, l'idea di un osservatorio delle carceri, proprio perché ci sia un ente predisposto a osservare quali sono le criticità e poi a porre anche dei rimedi, trovare delle soluzioni. Riteniamo che sia estremamente necessario che ciò avvenga, proprio perché la parte politica si prenda conto di quello e renda conto di persona di quello che accade.
E dopo quella dei giorni scorsi c'è stata un'altra protesta davanti a Ca' Farsetti, la sede del comune di Venezia, dove un leone marciano con la coda tra le gambe è stato consegnato come premio al sindaco Luigi Brugnaro da alta tensione abitativa. La motivazione di alta tensione abitativa è che il sindaco finge, sostengono appunto gli attivisti di questa associazione, finge di fare e non fa sugli affitti brevi, sta perdendo tempo danneggiando la città di Venezia e la città di Mestre. Accanto alla non assegnazione degli alloggi pubblici, sostengono nella motivazione del premio ad alta tensione abitativa, il dilagare delle affittanze turistiche che procura un danno non solo alla residenzialità ma anche alla sicurezza. C'è poi stata un'ulteriore polemica sollevata dai consiglieri di opposizione, c'era sia il Partito Democratico che tutta la città insieme, sul fatto che alla consegna del premio sia stata impedita la presenza dei giornalisti. Avete visto all'ingresso di Ca' Farsetti c'erano esponenti delle forze dell'ordine che non permettevano l'ingresso. Sempre a Venezia ci sono modifiche al regolamento sui plateatici in città. L'annuncio è dell'assessore alle attività produttive Sebastiano Costalonga, che traccia anche un bilancio della polizia locale per quello che riguarda la regolarità del commercio in città. 1135 sanzioni a pubblici esercizi del centro storico veneziano, 105 provvedimenti di chiusura, 835 sanzioni secondo quanto disposto dal regolamento su plateatici, occupazione e difformità. Sono i numeri della polizia locale in merito ai controlli effettuati nel 2023 sul rispetto delle regole per i plateatici. La situazione 2023 ha portato a una chiusura delle attività per appunto l'esagerazione dei plateatici di 3 giorni, una sospensione delle attività per 3 giorni di ben 100 attività nel centro storico e isole. Non solo. Per la prima volta abbiamo inviato un ritiro del plateatico, sono 6 attività, il ritiro del plateatico per 1 anno. Sono tutti provvedimenti che vengono presi rispettando il regolamento, un regolamento che forse negli anni passati, nelle vecchie amministrazioni, nelle altre amministrazioni, non veniva portato, diciamo, a compimento. È la prima volta che l'amministrazione applica queste norme, non per colpire le attività, evidenzia Costalonga, ma perché si rispettino le regole. Ecco perché saranno apportate delle modifiche al regolamento attuale. Noi vogliamo assolutamente premiare chi rispetta le regole, chi lavora in maniera corretta e quindi è giusto dare a loro la possibilità di non avere persone che lavorano in maniera sleale, con una concorrenza sleale, approfittando, diciamo, degli spazi non concessi. Dunque adesso ci colleghiamo in diretta con Roncade, dove si trova per noi Francesca Bozza, perché è in corso una protesta da parte di diversi esponenti del commercio a Roncade. Ci sono dei problemi di una gravità tale, credo addirittura da aver fatto inscenare un funerale del commercio. A te la linea, Francesca. Buongiorno Filippo e buongiorno ai telespettatori. Sì, hai detto giustamente, il funerale, ed eccolo qui, con questi nastri che sono apparsi all'esterno di diverse attività, di quasi tutte le attività commerciali del centro che si affacciano sulla centrale via Roma, dove è stata realizzata questa pista ciclabile. Perché? Perché i commercianti denunciano che questa pista ciclabile, avendo portato via dei parcheggi, ha di conseguenza provocato una pesante ripercussioni su quelle che sono i loro introiti. La signora ha un negozio qui praticamente all'inizio, alla fine della pista ciclabile, dipende da dove si arriva, e per lei qual è la conseguenza di tutto questo? Deve avere comunque una perdita notevole di incassi. La stimata? Penso intorno al 20% più o meno, 15-20%. Negozio per bambini, e lei dice le mamme con i passeggini non possono venire. Già le problematiche comunque sono tante in generale, come hanno detto appunto i miei colleghi. Io ho aperto durante il Covid, però siamo tassati in maniera da svenarci, facciamo fatica a sbarcare il lunario. Non metteteci altri intralci, cioè piuttosto favorite un po', no? Quello che possa essere, ma il favorire comunque l'attività commerciale non è, come dicono loro, la viabilità lenta, perché la viabilità lenta esiste qualora ci sia qualcosa di bello da vedere nella città, qualcosa di arte a livello comunque di monumenti che possono essere, ma se noi qua
c'è poco, c'è il castello che per l'amor di Dio è meraviglioso, abbiamo comunque dei negozi, io ho tanti clienti dei paesi limitrofi, io ho clienti che vengono da Meolo, da Preganziol, da Treviso, ma vengo perché? Perché ho tanti negozi belli da vedere, ma se non ci date la possibilità di lavorare, questi negozi pian piano vanno a svalutarsi, vanno a chiudere. Ecco, questo cartello che ha inquadrato pochi istanti fa Francesca Pezzo, perdita riscontrata menù fisso 30%, si menziona il Covid è bene menzionato in altri cartelli perché vogliono ricordare i commercianti delle difficoltà vissute a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Adesso poi chiaramente sappiamo tutte le altre, l'inflazione, le tensioni internazionali che hanno portato alle stelle i costi, adesso arriva anche questo, lei appunto in questo ristorante, insomma la situazione non è rosea. No, noi siamo qua da quasi 16 anni, abbiamo sempre lavorato, ci siamo trovati bene perché Roncade è un bellissimo paese, però abbiamo avuto il Covid, i problemi dell'energia e adesso questo proprio non ci voleva, perché menù fisso, vengono dipendenti che hanno un'ora di tempo, girano, non trovano parcheggio e vanno via, e noi abbiamo una bella perdita perché comunque non è che si trovano tutti i siti a Roncade quelli che vengono a mangiare, e così è una perdita. Ecco, stamattina c'è una macchina parcheggiata sullo scarica e scariche perché erano 2 persone anziane, non riuscivano a camminare e le ho fatte parcheggiare là. Se continua così cosa sarete costretti a fare? Facciamo? Iniziamo a dimezzare il personale, chiudere a pranzo e non so cosa succederà, cioè Roncade sta per morire, pian piano iniziano a chiudere come chiuderò io, chiuderà Claudio, chiuderà Silvano, chiuderemo un poco tutti e rimarrà solo Roncade con tutti i negozi chiusi e ristoranti. Queste sono solo alcune delle voci dei tanti commercianti che stanno manifestando in chiusura. Velocissimo, quante firme avete raccolto finora? Beh, stiamo parlando già di quasi 800 firme già ad oggi, abbiamo ancora tutta la settimana prossima, sono proprio le persone che vengono a firmare nei negozi proprio perché sono contrari a questa situazione, quindi è una cosa spontanea che viene fatta dal cittadino, noi per i nostri, ma il cittadino che è in primis preso in castagna per questa cosa, insomma. Queste le voci dei commercianti di Roncade per una situazione che di cui sicuramente parleremo ancora molto a lungo, perché poi queste firme arriveranno in municipio. Da Roncade è tutto, con Francesca Pezzo ti restituisco la linea. Grazie per questo collegamento da Roncade. Le voci di questi commercianti che, come avete visto, denunciano le difficoltà che purtroppo stanno patendo. Era anche questo l'ultimo collegamento di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo che l'informazione di Rete Veneta torna questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Per ora da Focus TG è tutto, nel ringraziarvi per averci seguito e nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata. Vi rimandiamo per l'appuntamento con i nostri prossimi telegiornali. Arrivederci.